Presidente del Consiglio Leone assiste ai cantieri San Marco al varo della motocisterna Trieste. L'esigenza di realizzare una stabilità di profitti sempre maggiore, la necessità di aggiungere la distribuzione alla produzione hanno reso oggi indispensabile l'estensione delle aziende petrolifere anche nel settore dei trasporti marittimi. Dopo lo Champagne, via sul mare. Le caratteristiche della Trieste ne fanno una maggiorata fra tutte le nostre motocisterne. Alla poderosità delle sue dimensioni aggiunge infatti una confortevolezza che farebbe invidia a una nave da crociera e che segna una tappa fondamentale nell'armonico evolversi dell'industria cantieristica italiana.